miglior sommelier del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Superiore di OCG, ma andiamo a vedere un po' chi c'è qui. Beh, intanto ovviamente troviamo... Ma non eri prima su, sei già qui? Sono già sceso. Ma vieni che... Perché oggi abbiamo dato due premi, cioè oggi due migliori sommelier in contemporanea. Sì. Perché l'anno scorso c'era stato un piccolo disguido e non c'era la targa, no? E quindi quest'anno si è fatta giustizia e ti hanno consegnato il trofeo, meglio tardi che mai, come si suol dire. Mai, sì. Sì. In contemporanea a una bella degustazione che hai guidato qui al castello. Esatto, sì, allora sono stata premiata ufficialmente oggi, nonostante la mia vincita risalisse a un anno fa, però io quest'anno direi che non parliamo di me, parliamo del vincitore di quest'anno, del nuovo ambasciatore del Conegliano Valdobbiadene, perché questo è un prodotto per il quale essere ambasciatori vuol dire essere anche fieri dal mio punto di vista, e nessuno meglio, credo, del miglior sommelier del Veneto poteva accaparrarsi questa menzione particolare, questo premio particolare, quindi io faccio i complimenti a Christian e sono felicissima che sia Christian in particolare, perché è un ragazzo giovane, è una persona molto preparata, perché anche per quanto riguarda la correzione di testi scritti delle loro prove è stato il migliore e ha fatto una prova veramente encomiabile, quindi sono veramente contenta di cedere tra virgolette lo scettro di ambasciatrice a una persona così preparata, ma soprattutto così umile, perché l'umiltà in questo mondo non sempre si accompagna con i titoli, quindi bravo Christian, complimenti. Dici, ma queste parole mi emozionano. Del trofeo. Sì, sono veramente, davvero, grazie di cuore Martina, meritato. è sempre un piacere e un onore ricevere, diciamo, lo scettro, l'ambasciatore da Martina, che è una grandissima persona, l'ha dimostrato, ho seguito anche le sue degustazioni, anche l'ultima che avevi fatto in Liguria, veramente. Hai ricordato prima il presidente Maietta? Sì, sono molto coinvolgenti e rappresentano molto il territorio, quindi io direi che si rimane sempre comunque migliori sommelier, non è un titolo che si perde, è un titolo che in qualche modo si passa di mano in mano, ma le tue qualità l'anno scorso c'erano, rimangono inalterate, anzi diventerete due ambasciatori, lui di quest'anno, tu dell'anno scorso, ma sempre con le vostre caratteristiche, ed è importante perché in realtà questo è un prodotto che è un po' la bandiera del Veneto, sì, abbiamo anche l'Amarone che è importantissimo, ma il Prosecco ha quel valore di compagnia, di convivialità che lo riconoscono in tutto il mondo, è diventato famoso a livello internazionale proprio per questo. Sì, il Prosecco ricordiamo che è il vino che ha soppiantato anche lo champagne a livello di produzione ed è uno dei vini più esportati al mondo, quindi non è una realtà relegata al territorio, nonostante sia un vino che esprime il territorio, ma è una realtà che è apprezzata effettivamente in tutto il mondo, quindi essere ambasciatori di questo prodotto vuol dire rappresentare una realtà di portata chiaramente mondiale. E poi quello molto interessante è che c'è un innalzamento della qualità, una ricerca su questo prodotto che non si è fermata al successo, ma che anzi sta andando avanti. Tu hai presentato una rarità o comunque una piccola gemma che non conoscevamo. Sì. E la ricerca, comunque anche uno sguardo un po' più, diciamo, green, un po' più verde del consorzio, e la ricerca della qualità del Conegliano Valdobbiadene, anche per distaccarsi un po' da qual è tutto il mondo del Prosecco, che è molto ampio, e però la qualità che ha il Conegliano Valdobbiadene non ha veramente da temere nulla rispetto agli altri prodotti, sia per quanto riguarda il Prosecco ma alle altre stesse bollicine. Noi siamo un po' in chiusura, qui è stata una manifestazione bellissima, la coreografia ovviamente, Castello di San Salvatore qui a Collalto non teme confronti, adesso c'è qualche goccia che in qualche modo ci dice che è ora di chiudere, ma noi non andiamo, noi vedo che qui stanno portando ancora delle bottiglie e penso che nessuno ha voglia di sbaraccare. No. Comunque complimenti ancora e alla prossima. Grazie. Ragazzi, bravi. Bravissimo Cristian, complimenti. Martina, complimenti anche a te. Luigi.